Nuova Ford Puma crossover dal carattere SUV con il migliore bagagliaio del segmento e ora anche ibrida. Nissan Leaf E+, con batteria da 62 kW e autonomia di 385 km. Da Jaguar Land Rover il sedile per i guidatori sedentari. Ford ha presentato la nuova Puma SUV crossover che unisce linee sinuose e la maggiore capacità di carico della sua categoria. Sulla compatta dell'ovale blu debutta inoltre l'innovativa motorizzazione EcoBoost Hybrid in grado di coniugare efficienza nei consumi e prestazioni. Il sistema è un mild hybrid con il motogeneratore elettrico che recupera energia nei rallentamenti e in fase di accelerazione supporta il nuovo motore a benzina 1003 cilindri. A bordo il Ford Copilot include le più recenti tecnologie di aiuto alla guida, mentre il Local Hazard Information avvisa il guidatore in tempo reale in caso di pericoli sulla strada prima ancora che quest'ultimo possa accorgersene. Puma è poi il primo modello del suo segmento a offrire il sedile con massaggio lombare, l'apertura e chiusura del portellone senza l'utilizzo delle mani. Il crossover compatto di ispirazione SUV è uno dei 14 modelli elettrificati che Ford lancerà entro la fine dell'anno. Ansia da ricarica addio o quasi con nuova Nissan Leaf E+, con batteria da 62 kW. La 100% elettrica di Nissan offre un'autonomia di 385 km nel ciclo WLTP grazie ad un maggior numero di celle contenute nel pacco batteria. Nonostante l'aumento della capacità non si registra però nessun incremento di peso. Nuovo anche il motore che ora offre una potenza di 217 cavalli e un'accelerazione da 0 a 100 in 6,9 secondi. A bordo debutta il nuovo sistema di infotainment e nuove tecnologie di connessione come i servizi TomTom Live e l'app Nissan Connect. Interessante molto il progetto che dal prossimo marzo permetterà ai proprietari di veicoli elettrificati Nissan di poter usufruire delle colonnine di ricarica veloci che verranno installate presso la rete delle concessionarie del marchio in tutta Italia. Prezzi che partono da 27.400 euro per la versione con batteria da 40 kW e 35.000 per la 62, entrambi già comprensivi di ecobonus. Oltre un quarto della popolazione mondiale, circa 1,4 miliardi di persone, conduce una vita sempre più sedentaria che può influire negativamente sui muscoli delle gambe, delle anche e dei glutei, causando dolori alla schiena, strappi e cadute. Per questo in casa Jaguar Land Rover si sta sviluppando il sedile del futuro, capace di adattare la propria forma con l'obiettivo di ridurre i rischi per la salute derivanti dal rimanere seduti troppo a lungo. Il sedile Morphable, questo il suo nome, incorpora nell'imbottitura una serie di attuatori che con costanti microregolazioni trasmettono al cervello la sensazione della camminata. Simulando il movimento proprio della camminata, questo sistema può contribuire a ridurre i rischi per la salute derivanti dal rimanere seduti troppo a lungo durante i viaggi.